L'odierna solennità del Natale prende luce dal mistero pasquale del Signore Gesù, morto e risorto per salvare l'umanità. Oggi noi celebriamo Lui, il risorto, facendo tuttavia memoria della sua nascita nella carne. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ci ricorda l'Evangelista Giovanni nel prologo del suo Vangelo. Gesù è colui che il profeta Isaia ha annunciato, il messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che passò beneficando e risanando tutti coloro che erano sotto il potere del diavolo. È questa l'opera che il risorto oggi contemplato bambino a Betlemme continua lungo la storia. È l'opera che in molto sanno egli compie in ogni Eucaristia. Ci disponiamo allora all'incontro con Lui, il Cristo, Figlio di Dio fatto uomo per noi, e iniziamo la celebrazione della Santa Messa con il canto d'ingresso Venite fedeli, che possiamo trovare al numero 198 del libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Vi saluto tutti fratelli e sorelle e vi auguro fin d'ora un santo Natale. Altrettanto faccio con tutti coloro che ci seguono attraverso le frequenze di Radio Palazzo Carli e di La Tenda TV. Anche a loro, uniti spiritualmente a noi, il nostro sincero e fraterno augurio. Prepariamoci a vivere bene questa Santa Messa nel giorno in cui facciamo memoria della natività del Signore. Oggi è nato il Signore, non perché oggi rinasca Gesù, ma perché, come sappiamo, la liturgia, grazie all'azione dello Spirito del Signore, ci rende partecipi di questo evento, lo attualizza, lo rende presente per noi e noi presenti adesso. Viviamo con fede questa celebrazione, anzitutto chiedendo che il Signore purifichi il nostro cuore, perdoni i nostri peccati e ci renda meno indegni di celebrare la Santa Liturgia. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucarestia riceveremo la benedizione papale, che attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Signore Gesù, tu sei venuto nella spoliazione e nella povertà dei piccoli, donaci di saperti riconoscere. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo Gesù, tu sei nato nella nostra carne debole e fragile, donaci di accoglierti. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore Gesù, tu sei venuto a manifestare la bontà di Dio, donaci di renderti testimonianza. Signore, pietà. Signore, pietà. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i Santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli, ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. Acclami al Signore tutta la terra, gridate, esultate con canti di
gioia. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Cantate inni al Signore con l'arpa e con suono melodioso, con la tromba e il suono del coro. Acclamate davanti al Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che è stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? E ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». Parola di Dio. Santo spuntato per noi, venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni.
In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio, il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio. A quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me avanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto, il Figlio unigenito che è Dio, ed è nel seno del Padre. È Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. La liturgia del Natale è particolarmente ricca. Prevede ben 4 messe con preghiere e letture proprie, quella della vigilia, quella della notte, quella dell'aurora e quella del giorno. Nelle prime 3 la liturgia ci fa leggere nei Vangeli il racconto del Natale del Signore, narrato secondo diversi punti di osservazione. Alla vigilia viene letta la lunga genealogia
raccontataci dal Vangelo di Matteo, che ci fa vedere come il progetto di Dio non cade dall'alto senza tener conto della vita e della storia degli uomini, ma si realizza nella storia concreta di ogni giorno e di ogni uomo, nell'umiltà e spesso anche nella contraddittorietà della condizione umana. Dio sa scrivere dritto anche in mezzo alle nostre righe storte, dice un proverbio, e possiamo proprio applicarlo. Il Vangelo della notte, quello che abbiamo letto qui questa notte, narra le circostanze dentro le quali ha preso forma la presenza di Dio nel mondo. Circostanze esteriori che hanno, per così dire, quasi condizionato il luogo, l'evento della nascita e precisamente i desideri di potere e i bisogni che i potenti hanno di contare le proprie risorse umane per potere di più. Gesù nasce a Betlemme per una decisione dell'imperatore che indice un censimento. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme e gli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. E proprio mentre si trovavano in quel luogo si compirono per Maria, che era incinta, i giorni del parto, le circostanze esterne dell'evento. Il Vangelo della Messa dell'Aurora racconta lo stesso evento così come è stato vissuto dagli ultimi della società. I pastori erano proprio fra gli ultimi, dopo di loro c'erano solo gli schiavi. Mentre Cesare Augusto conta gli uomini, a Betlemme, davanti a una misera mangiatoia, si canta l'evento del Figlio eterno di Dio fatto uomo. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini che Egli ama. E infine il Vangelo della Messa del giorno, quello che abbiamo appena letto. Si tratta di una grande riflessione teologica ed esistenziale sulla nascita del Messia. Il testo del quarto evangelista, Giovanni, non cancella, non corregge gli altri racconti, ma possiamo dire così, li legge su un piano diverso. Non si limita a raccontare quello che è avvenuto, la cronaca, ma il senso profondo, il Verbo di Dio, eterno con il Padre, colui al quale il Padre guardava per creare il mondo, si sintonizza in totale obbedienza con la volontà del Padre stesso e si fa carne umana. Prende un corpo di uomo e si cala nella realtà della finitudine per condividere, lui immortale, la nostra vita mortale. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Così abbiamo sentito nel canto del Vangelo che proprio in queste parole ha cambiato melodia alzandola di tono. La traduzione esatta di quel venne ad abitare in mezzo a noi, ci dicono gli esegeti, sarebbe questa: piantò la sua tenda in mezzo a noi. Il Verbo, cioè la parola eterna di Dio, che era dall'eternità presso il Padre ed era Dio come il Padre, si è fatto uomo. È venuto a condividere la nostra condizione umana per raccontarci del Padre, per raccontarci del Padre. Dio, finiva così il Vangelo, Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio unigenito, che è Dio, ed è nel seno del Padre, è Lui che ce lo ha rivelato, narrato. Ipse e narravit, dice il latino, molto chiaro, ipse e narravit. E il greco è ancora più particolare,
ce ne ha dato spiegazione. Ce ne ha dato spiegazione. Exegesato. Ce ne ha dato spiegazione. Ma qualcuno dice, ma non poteva servirsi di un angelo per fare questa comunicazione? Un angelo è, per antonomasia, il messaggero di Dio, lo dice la parola stessa, angelos, messaggero. Perché Dio si è scomodato al punto da mandare il figlio suo? È una domanda legittima. L'unica risposta possibile a questa domanda è questa: il modo, la forma concreta con cui Gesù ci ha narrato il Padre, ci ha dato spiegazione di Lui, non è indifferente per comprendere chi è Dio. Dio, lo capiamo dal farsi uomo del figlio suo, Dio è colui che si fa vicino. Dio, pur essendo l'assoluto, absolutus, cioè sciolto, totalmente altro rispetto alla nostra realtà di creature, Dio si fa prossimo, si fa creatura. Assume la vita delle sue creature perché solo così può rivelare il suo volto di amore. Amore come condivisione, amore come comunione, amore come dono di sé fino alla morte. Non c'è amore più grande di questo. Dare la vita per le persone a cui si vuol bene, e in questo modo Gesù chiarisce anche cos'è l'amore, tra i tanti equivoci che spesso noi umani abbiamo su questa realtà dell'amore. E Gesù ha cominciato a far questo, fare dono della sua vita, fin dalla nascita, e l'ha portato a compimento sulla croce. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per le persone a cui si vuol bene. Dalla nascita fino alla morte Gesù ha fatto questo. Lo capirono bene i pittori bizantini che nelle icone della Natività rappresentarono e rappresentano tuttora Gesù avvolto in fasce in un modo strano, un modo che ricorda come si fa per i morti, come si faceva per i morti. Dentro una culla che ricorda il sepolcro dove Gesù fu deposto una volta tirato giù dalla croce. Il dono della sua vita fino alla morte, Gesù ha cominciato a farlo fin dal primo momento, fin dalla nascita. Perché? Perché questo modo di dare, la spiegazione dell'amore del Padre, è l'unica strada per renderlo credibile. Solo l'amore è credibile. Perché la nascita di Gesù suscita stupore e ci commuove? Penso a quella che noi contempliamo nei tanti presepi che abbiamo occasione di vedere in questi giorni. Siamo attratti, affascinati. Possiamo rispondere con Papa Francesco così: perché la nascita di Gesù manifesta la tenerezza di Dio. Lui, il creatore dell'universo, si abbassa alla nostra piccolezza. Il dono della vita, già misterioso ogni volta per noi, ci affascina ancor di più vedendo che colui che è nato da Maria è la fonte e il sostegno di ogni vita. In Gesù il Padre ci ha dato un fratello che viene a cercarci quando siamo disorientati, quando perdiamo la direzione. Un amico fedele che ci sta sempre vicino, ci ha dato il suo figlio che ci perdona e ci risolleva dal peccato. A quanti l'hanno accolto ha donato il potere di diventare figli di Dio, ci diceva Giovanni. Ha donato. È un dono dunque questo, ma che diventa anche un potere. Ha dato il potere di diventare figli di Dio, cioè il potere di vivere come il figlio suo, figli nel figlio. È per questo che Gesù si è incarnato, non per darci un potere, magari un prepotere sugli altri. Questo a volte ci arrangiamo a prendercelo da soli, non avevamo bisogno di imparare. No, ci ha dato un potere sulla nostra vita, sull'orientamento, sul senso, sul significato da dare alla nostra vita.
concretamente il potere di fare anche noi come ha fatto Lui, fare della nostra vita un dono di amore. Non c'è amore più grande di questo, dare la vita per le persone a cui si vuol bene. Chiediamo questo grande dono al Signore, il potere di vivere come Gesù, negativamente il potere di vincere il dubbio, di vincere la tentazione di non credere. Venne fra i Suoi, ma i Suoi non l'hanno accolto. È tremenda questa frase che c'è nel prologo, a ricordarci una tentazione che sempre insidia la nostra relazione con il Signore, il potere di vincere la tentazione, certamente con il suo aiuto. Quindi chiediamo questo grande dono del Signore, illuminati certamente dal suo Vangelo, e proprio per questo allora capaci di viverlo e di testimoniarlo. Se così ci sforziamo di fare, se così riusciremo con il suo aiuto anche solo un po' a fare, sarà davvero un buon Natale per noi e per tutti. Chiediamo davvero questo dono al Signore che segni il cammino della nostra vita spirituale in questo Santo Natale. Ci alziamo in piedi. Rinnoveremo fra poco la nostra professione di fede durante le parole del credo che ricordano l'evento dell'incarnazione che oggi celebriamo. Ci metteremo in ginocchio per qualche istante. Possiamo seguire il testo al numero 33 del libretto dei canti. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines et propter nostram salute descendit de celis.
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificante, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expectum resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle, il bambino che contempliamo nel presepio è il messaggero della buona novella, colui che è la salvezza del mondo. Mettiamo insieme le nostre invocazioni per questa terra, sicuri che la salvezza è già presente. Diciamo insieme: colma i nostri cuori dei tuoi doni. Per tutti quelli che ti donano un volto, diffondendo il tuo amore nel mondo, ti preghiamo. Colma i nostri cuori dei tuoi doni. Per tutti quelli che ti donano le loro mani, compiendo del bene a favore dei fratelli, ti preghiamo. Colma i nostri cuori dei tuoi doni. Per tutti quelli che ti donano una voce, prendendo le difese del debole e dell'oppresso, ti preghiamo. Colma i nostri cuori dei tuoi doni. Per tutti quelli che ti donano i loro occhi per ammirare ogni frammento di amore presente nell'uomo, ti preghiamo. Colma i nostri cuori dei tuoi doni. Per tutti quelli che ti donano un cuore, preferendo i piccoli e i poveri, ti preghiamo. Colma i nostri cuori dei tuoi doni. Per tutti quelli che ti rivelano, semplicemente perché riflettono la tua bellezza nella loro vita, ti preghiamo. Colma i nostri cuori dei tuoi doni. Che la tua luce, o Dio, inondi ogni città e ogni paese, entri nelle nostre case, rischiari i luoghi in cui si prendono decisioni importanti, ispiri progetti per lenire le sofferenze e portare benessere, doni energie nuove agli uomini e alle donne di buona volontà, perché tu sei il Dio della vita per i secoli dei secoli.
La liturgia di questo giorno ci fa riscoprire la grande gioia che abita nel nostro cuore e nel cuore della storia. È la gioia che ci viene dal Figlio di Dio, che in Gesù si è fatto uomo per noi. Con gratitudine allora portiamo all'altare il pane e il vino. Sono l'offerta della nostra umanità al Padre, perché Egli continui a donarci in questi segni la vita stessa di Cristo, che continua a visitarci con la sua presenza. Sui banchi anche la busta, un posto al tuo pranzo di Natale, quanto raccogliamo, è a sostegno dei nostri missionari, delle missioni. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Ti sia gradito, o Signore, questo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, e ottenga a tutti gli uomini il dono natalizio della pace per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore.
In Lui oggi risplende in piena luce il misterioso scambio che ci ha redenti. La nostra debolezza è assunta dal Verbo. L'uomo mortale è innalzato a dignità perenne. E noi uniti a te in comunione mirabile condividiamo la tua vita immortale. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutti gli angeli, proclamiamo esultanti la tua lode. Dominus Deus Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale.
Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di Ci prepariamo ad accogliere il Signore Gesù risorto e presente in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucarestia. La Santa Comunione verrà distribuita, oltre che davanti all'altare della celebrazione, anche presso gli altari delle navate laterali. Accostiamoci con ordine al ministro più vicino.
Preghiamo. Padre Santo e misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e ci ha rigenerati come tuoi figli, ci comunichi il dono della sua vita immortale per Cristo nostro Signore. Ora i bambini del nostro coretto salgono vicino al Vescovo per portare il nostro saluto a Sua Eccellenza. È il coretto che è nato 3 mesi fa, dopo il Crest, e che ogni domenica anima con il canto la nostra Santa Messa e siamo molto contenti, grati a loro, grati al coro grande e grati a tutti i ministranti e chierichetti. Tanti auguri di buon Natale e tanti auguri per i suoi 70 anni. Grazie. Mi hanno regalato un cuore, bellissimo, grazie di cuore, però vorrei sentire un canto adesso che mi fate. Lo fate? Beh, intanto ringraziamo il coro grande che ha fatto un po' un tour de force, era qui questa notte fino all'1 e poi ha cantato alle 9 a Cozzuolo, perché è un coro che raccoglie elementi sia della cattedrale di Cozzuolo, e poi alle 10:30 puntualissimo qui, freschi, e ci hanno davvero aiutato a pregare con canti molto belli. Grazie di cuore. Un augurio di buon Natale, di un Santo Natale a Don Graziano, i sacerdoti della cattedrale, a tutti i religiosi, religiose presenti e a tutti voi cari fratelli e sorelle. Portatelo anche alle vostre famiglie, specialmente le famiglie che hanno delle situazioni di prova, di tribolazione, e penso che sono tante. Il Natale del Signore porti luce, speranza, conforto. Il Signore è vicino a noi, si è fatto Dio con noi. E se questo davvero ci crediamo, abbiamo il potere di superare anche le prove, e questo è il grande dono che ci ha fatto. Salutiamo anche coloro che ci hanno seguiti per Radio Palazzo Carli e Tenda TV, li sentiamo in comunione profonda con noi. Chiediamo al Signore la sua benedizione che ci aiuti davvero a vivere quanto abbiamo celebrato. Il nostro venerato padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, al nome del Romano Pontefice impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente, in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Dio, che nella nascita del Cristo suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e vi illumini con la luce del bene. Dio, che nel suo Figlio fatto uomo ha congiunto la terra al cielo, vi riempia della sua pace e del suo amore. Dio, che mandò gli angeli a recare ai pastori il lieto annuncio del Natale, vi faccia messaggeri del suo Vangelo. E per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Missa est.
grazia.